sono estremamente preoccupata dai tagli pesantissimi di questo governo che, se verranno confermati, metteranno veramente in ginocchio questo mondo straordinario. Più di 1 milione di euro in meno al Veneto per la formazione professionale. Il taglio di finanziamenti deciso quest'anno dal Ministero del Lavoro va a colpire un settore cruciale, uno dei fiori all'occhiello di una regione che in questo campo è seconda in termini assoluti solo alla Lombardia, ma in proporzione è la prima in Italia. La preoccupazione è forte non solo per il venir meno di un servizio che sta contribuendo alla formazione di oltre 19.000 ragazzi, ma anche perché mette in pericolo l'occupazione di tutti coloro che sono impegnati nel comparto. Si tratta di una grande industria, 2.400 persone e la stima è in difetto perché pensiamo a tutti i collaboratori anche che saltuariamente si occupano di formazione. Un mondo del lavoro importante che rischia di essere mandato a casa dai tagli del governo. Il Veneto, che quest'anno si è visto tagliare complessivamente 400 milioni, vale a dire quasi un quarto delle risorse nella disponibilità della regione, sta pagando un prezzo altissimo alla politica di austerity di quest'ultimo periodo. La regione è al lavoro per limitare i danni. Noi stiamo veramente grattando tutto ciò che è possibile dal bilancio regionale per garantire quello che è dovuto alla formazione professionale in Veneto, che peraltro garantisce qualità e occupabilità ai nostri giovani.